Buonasera a tutti gli amici di FVG Sport Channel BHTV e bentornati dopo 2 settimane che mancavamo a questa nuova puntata di BH Motorsport sulle frequenze di BHTV, canale 113 digitale terrestre, Facebook FVG Sport Channel BHTV e la novità anche in streaming su www.fvgsportchannel.it. Giusto? Quindi prima di tutto ringraziamo Francesco Tonizzo, il nostro regista, che dall'alto ci osserva, ci controlla e ci manda in onda quest'oggi. Ciao ragazzi, è un piacere avervi qua di nuovo. Ho già delle domande per Giorgio Croce, ma le teniamo lì. Quindi intanto oggi facciamo, dopo 3 settimane che non ci vediamo, una buona serata e un benvenuto al commissario più affezionato del BH Club, del BHTV, Stefano De Marco. Ciao Stefano. Buonasera a tutti. Ciao. Poi oggi abbiamo un graditissimo ospite che io perderò almeno 2 minuti a presentarlo e leggo testualmente. Grazie di super ospite che abbiamo oggi. Abbiamo un rappresentante antisport presso la FIA di Parigi, nella commissione velocità in salita, ex presidente della commissione salita di Acisport, commissario sportivo, presidente del comitato organizzatore Friuli ACU, organizza Rally FVG, Alpi Orientali Historic, e per quanto il mondo dei motori friulano, per tutti quelli che seguono il mondo dei motori del Friuli Venezia Giulia, non serve presentarlo, il signor Giorgio Croce. Buonasera e grazie di essere qua con noi. No, grazie a voi della presentazione. Mi fa sempre ridere essere presentato con tanti titoli, ma siccome sono più di 40 anni che gioco con le macchinette, come dice mia moglie, sono arrivate così, senza grosse raccomandazioni, e questo è per me molto importante. Ma il bello è che hai tanti titoli, ma sono tutti tuoi, sono tutti veri, non sono... Sì, non sono inventati, sicuramente. Non sono inventati, non sono buttati lì. No. Quindi Stefano, oggi, grazie anche a te, abbiamo a BH Motorsport un ospite veramente importante per il panorama friulano. Quindi io virtualmente mi faccio da parte e lascio a te l'inizio di questa puntata. Buonasera, era visto l'ospite, ma ho anche messo la camicia. È la prima volta che metto la camicia in tutte le puntate di BH Motorsport. Quindi, volevi venire a direi che... non è un gran bel spettacolo. Abbiamo perso Stefano? Sì, ma no, sai perché? Siccome lì ai Rizzi, quando scattano le campane delle 7:30, comunque, quando scattano le campane delle 7:30, Stefano sparisce. Campanile. Mi vedete? Sì. Ma Stefano si è bloccato subito dopo. No? Quando hai detto che sei in camicia si è bloccata la cosa, quindi anche internet ha detto Stefano è in camicia, quindi riparti da lì perché non ti abbiamo sentito. Di solito si fanno le uova in camicia. No, allora. Speriamo vengano anche bene, perché allora, no, questa sera abbiamo non stiamo anzi Giorgio, perché per gli amici, anzi per tutto il motorsport friulano è Giorgio. Perfetto. Ecco, anche se io ogni tanto lo chiamo signor Croce, lui si arrabbia, vabbè, ma quello è, sono dettagli. Io sono Giorgio per l'universo. Ecco, perché insomma dopo le ultime notizie, insomma, si va verso, stiamo andando proprio a grandi passi verso la riapertura di un po' tutti i campionati, un po' età, e c'è stato qualche abbandono per ovvi motivi di qualche gara friulana, comprensibilissimo assolutamente,
e dopo Giorgio ci spiegherà brevemente questa, cioè, brevemente con Giorgio è una parolona, comunque va bene, ci spiegherà quello che ne abbiamo, quelle che sono state le motivazioni. Ma con lui fidati che conosco la bestia, ci spiegherà insomma, sono io che ho sempre i miei bigliettini per tenere tutto, e partiamo insomma da una ripresa della Formula 1 che è stato mandato, insomma è stato emanato, e ci sono insomma belle gare, andiamo quasi tutti in Europa. Quest'anno la ripartenza dopo il coronavirus ha portato quasi tutti i campionati maggiori a disputare in Europa. E le gare ad Oriente, verso Oriente, insomma, sono saltate quasi tutte per motivi, si immagina, di sicurezza, anzi senza si immagina. Però insomma quest'anno ne vedremo delle belle. Abbiamo una doppia Gran Bretagna, abbiamo un'Ungheria, questo per quanto riguarda la Formula 1, Belgio. In Italia abbiamo Monza, già dal nostro massimo presidente Sticchi Damiani, già con di me, Giorgio. Non ti sento più. No, ma infatti, anch'io ti perdo, Stefano, spesso e volentieri. No? Ma non è che tu devi andare a suonare le campane, no? No, ma infatti, no. Oggi va veramente male. Comunque, oggi ti abbiamo perso su Sticchi Damiani. Io capisco che... Stefano, siccome la connessione tua è un po' complicata, la domanda per Giorgio, la tua domanda iniziale qual è? Falla subito, che così poi passiamo alla linea a Giorgio. No, volevo dire, lui che ha sentito Sticchi Damiani magari ci sa dire qualcosina in più su Monza, che se ne ha parlato, ecco, e su quella che sarà la seconda gara un gioco tra Mugello e Imola. Cosa ci sai dire, Giorgio, di questa cosa? Se hai qualche notizia? Ma io vi so dire quello che così si vocifera in giro, semplicemente che si farà Monza, a porte chiuse purtroppo, che per me è una cosa, non vorrei fare un paragone antipatico, ma mi pare che fare le cose a porte chiuse solo alla televisione, non so, come il calcio e come le cose varie, è un tagliare a metà lo spettacolo, perché il nostro sport, oltre che essere una passione, è sicuramente anche uno spettacolo. Si parla molto di un altro Gran Premio di Formula 1 in Italia, che potrebbe essere Mugello o Imola. Io vedrei molto bene il Mugello, perché per me è una delle più belle piste che ci siano in Europa, però tutto è un discorso, voi sapete che la pista del Mugello è di proprietà della Ferrari, per cui c'è tutto un certo tipo di discorso. Per me comunque fare le cose così, adesso andremo a correre in Austria e sembra che ci siano 2 gare in Austria al Red Bull Ring, però è chiaro che la Formula 1 sta correndo dietro a tutti quelli che sono i suoi enormi business, e non fare le gare è veramente una cosa disastrosa. Però anche farle così da un punto di vista di appassionato, di come si suole dire, di spettatore, perché ormai la Formula 1 è ristretta a poche persone, fare le gare così a scatola chiusa è abbastanza triste, secondo me. Guarda Giorgio, io sono pienamente d'accordo con quello che hai detto tu. Io ho, ahimè, un'estrazione calcistica o calciofila, come direbbe qualcuno, e io vedere le partite di calcio a porte chiuse mi piange il cuore, quindi figurarsi un Gran Premio di Formula 1, una gara di MotoGP, una gara di rally a porte chiuse è peggio ancora. Però
è anche vero che bisogna ripartire, in un modo o nell'altro bisogna ripartire. Tra l'altro volevo un attimo sentire anche la tua opinione. Non so se hai letto stamattina Ross Brawn, che ha dato il protocollo per la ripartenza della Formula 1, e a me ha fatto sinceramente sorridere. Non so se l'hai letto. No, oggi non l'ho visto, però ho ben presente il protocollo che è stato inventato per le gare italiane, ed è quello che ci ha fatto cancellare le nostre gare. Penso che diventi una cosa troppo importante, troppo difficile, e diventi un discorso che diventa economicamente impossibile da attuare, almeno per noi che siamo dei poveri, perché se voi analizzate molti campionati sono stati tolti, sono stati cancellati anche in altri sport. È dell'altro giorno che io ho avuto la riunione in streaming appunto con la commissione FIA delle gare in salita, e abbiamo cancellato il campionato europeo della montagna e anche la Coppa Europa della montagna. Ovviamente il discorso dell'assenza del pubblico è un qualche cosa che non va, che non piace, eccetera. Torno a dire che il nostro sport è anche uno spettacolo, perché ad esempio noi che abbiamo la Vergegnis in casa o la Cividale Castelmonte, senza pubblico, a parte che vorrei vedere come si fa a fare una gara in salita senza pubblico, potrebbe essere veramente una cosa difficile da mettere in piedi. Oppure mettere in piedi un qualche cosa con il pubblico da monitorare, da andare a tenerlo a distanza di sicurezza, come si suole dire, eccetera, mi sembra che sia un po' un'utopia. L'abbiamo preferito. I costi poi sarebbero lievitati, esatto, che già esatto. Diciamo che il mondo del motorsport, a parte la Formula 1 e diciamo i big, non è che naviga nell'oro, quindi aumentare a dismisura i costi per un organizzatore ti porta a giocoforza, a malincuore, a dire non ce la faccio, non lo faccio. Ma esattamente quello che tu stai dicendo è il ragionamento che abbiamo fatto noi. Voi sapete che io ho una squadra quasi di tutta composta da ragazzette, neanche tanto perché ormai sono diventate vecchiotte anche loro. Non si dice. Dai. Sono molto attente al punto di vista economico. E il punto di vista economico è per noi che di aiuti ne abbiamo ben pochi, in modo particolare in Friuli, che non è che abbiamo molti sponsor come ad esempio nel vicino Veneto o in Lombardia o in Piemonte o in Emilia. Gli sponsor da noi vanno in altri sport, forse non c'è la coscienza e la capacità di capire quanto porta lo sport dell'automobile o quanto è seguito lo sport dell'automobile. Una recente indagine del CONI mette al secondo posto dopo il calcio l'automobilismo come apporto di materiali, di quattrini, di turismo, eccetera, per cui vediamo che altri sport che sono meno come si dice, blasonati da questo punto di vista hanno degli aiuti veramente notevoli. A me fa piacere che tutti abbiano i quattrini e la possibilità di mettere in piedi le manifestazioni, perché come voi sapete continuano a costare sempre di più. Noi paghiamo tutto, le uniche persone che non paghiamo siamo noi, siamo dei volontari che abbiamo voglia di fare, non so quanto ancora, perché le cose diventano sempre più pesanti. Il discorso, la nostra regione qualche soldino ce lo dà, però come torno a dire, i costi sono sempre più elevati, e poi la nostra federazione non è che porti dei grossi sponsor, o che come succedeva una volta, perché una volta il gestore della pubblicità del campionato italiano portava dei quattrini, portava alla fine anno dei soldi, portava il palco, portava questo, portava quello.
Adesso dobbiamo fare un po' tutto da soli ed è sempre più difficile, purtroppo. Comunque, e per fortuna che ci sono, come hai detto, come hai citato tu prima, i volontari che in tutti gli sport extra i big vanno avanti grazie alla gente volontaria che ci mette il cuore per portare avanti una manifestazione. Ma Stefano, io scusa, Dimmi. sono perfettamente d'accordo e secondo me volontari ci metterei anche quei ragazzi, quei piloti che fanno 1 o 2 gare all'anno e mettono via i quattrini del loro stipendio per riuscire a pagare l'iscrizione, a comprare le gomme, eccetera, e non vedono l'ora di essere alla ribalta di una gara come può essere il Rally del Friuli, Alpi Orientali o Valle di Carnia o altre gare che sono in regione. E questi per me sono degli eroi, perché come noi sono animati da una passione veramente notevole e sono dei ragazzi che bisognerebbe aiutare. Io se avessi dei quattrini in eccedenza non riesco neanche a pagare le gare nostre, per cui l'argomento è molto difficile, li aiuterei con molto piacere. Ci dovrebbe essere qualcun altro che dovrebbe essere preposto a queste cose ad aiutarli e a ringraziarli soprattutto. Stefano, ecco, ok. Sì, ci sono. Stavo ascoltando Giorgio. E oggi Stefano hai una connessione internet veramente pessima. Terribile. Sembra anche a me. Comunque, vabbè. Scrivi i cartelli. No, l'ultima volta che ci ho provato non è andata così bene. Niente, Checco, avevi delle domande tu per Giorgio, quindi ti passo la parola a te. Stefano, se può uscire e rientrare, così magari il suo segnale magari riusciamo a pulirlo. No, io la prima domanda che ho per Giorgio Crossi riguarda il rally delle Alpi Orientali, che prima tu hai detto che bisogna ripartire in qualche modo dopo l'emergenza coronavirus. Però qual è il limite tra necessità di ripartire e necessità di salvaguardare l'aspetto economico che in questo momento è abbastanza preponderante? Cioè, fino a che punto ci si può spingere nel voler ricominciare per forza? È una domanda abbastanza difficile, però come abbiamo parlato prima, il discorso economico è stato preponderante. Non possiamo andare a spendere dei quattrini quest'anno chiamando gli steward per tenere d'occhio il pubblico, fare delle cose del genere, senza avere nulla da offrire agli sponsor, perché se voi avete letto le regolamentazioni della nostra federazione parlano di non fare una partenza, di non fare una premiazione, di non fare un arrivo, di fare un parco assistenza blindato, i parchi chiusi blindati, con la gente che entra, a cui bisogna misurare la febbre, controllarli, se hanno la mascherina, tutte queste belle cose. Possono essere 4 persone per ogni equipaggio, diventa una cosa abbastanza laboriosa. Il discorso economico è un discorso che va preso esattamente come ho già detto. Le nostre gare continuano sempre a costare tantissimi quattrini. Voi pensate che noi andiamo a prendere i commissari di percorso, e anche lì c'è un discorso di viaggi di questa gente che vengono su da centro Italia o anche dal sud Italia, perché in Friuli ne abbiamo abbastanza pochi purtroppo. Per cui far rivenire questa gente, tenerli a dormire, a mangiare, eccetera, diventa un impegno abbastanza importante, con la difficoltà di trovare degli sponsor, che torno a dire, ai quali non abbiamo nulla da offrire, siano uno sticker sulle automobili o qualche striscione sulle prove speciali. Io penso che la scelta che noi abbiamo fatto di rimandare la gara sia anche una scelta etica, nel senso che non dimentichiamoci che è uno sport di divertimento, è uno sport che va fatto con tutti i crismi, ma con il piacere di farlo. Anche i piloti
che vengono da tutta Europa a correre da noi, avranno capito perfettamente che noi andare a chiedere alla struttura sanitaria una ventina di ambulanze, una ventina di medici, dopo tutto quello che è successo, è abbastanza imbarazzante. È un discorso abbastanza così etico, chiamiamolo così. Però poi il discorso che magari andare a fare una gara quest'anno spendendo la barca di quattrini per poi magari mettere in discussione la gara del prossimo anno, abbiamo pensato che forse non era il caso. Per cui rimbocchiamoci le maniche, cominciamo a cercare gli sponsor che ci diano una mano. Noi non chiediamo somme mostruose, non è che abbiamo purtroppo i calciatori che ci portano i quattrini. Sarebbe bello riuscire che prendono i quattrini, esattamente. Sarebbe bello riuscire ad avere una quantità di investitori, perché come sapete le gare automobilistiche portano una pubblicità enorme, e non solo nella nostra regione, ma andiamo al di fuori, in Austria, in Germania, in Repubblica Ceca, in Slovenia, in Croazia, per cui la gente si muove e resta sul territorio una settimana. Non è che sta un giorno mordi e fuggi, zac, vedono che partono, e poi è sia i piloti che i meccanici che gli addetti ai lavori sono persone che tornano sul territorio. Io ho un'amica, anzi mia figlia, che ha fatto una tesi di laurea su quello che è l'impatto turistico ed economico nello stesso tempo di una gara di velocità in salita, vedi Verzenis, e di un rally automobilistico come il Rally del Friuli delle Alpi Orientali. Quando si parla di 6-7 mila posti letto per una settimana, penso che sia una cosa abbastanza interessante. Io sono molto legato a quello che sono le valli del Natisone, le valli del Torre, che ci hanno sempre aperto le braccia quando siamo arrivati. I sindaci eccezionali di qualsiasi colore, di qualsiasi lingua essi siano, hanno sempre accettato, perché purtroppo andiamo anche noi a rompere le scatole un pochettino, però questa kermesse che passa nelle loro valli, e poi vedere i cartelli che ti ringraziano, che dicono che bello, finalmente siete tornati, che bello avervi qua, eccetera, con i nostri nomi, eccetera, è abbastanza commovente. Vedere poi che abbiamo, non so, a Bocchetta Sant'Antonio, sul Trivio, da tutte queste parti, migliaia di persone, e il prezzo che noi otteniamo dal nostro lavoro, dalla nostra passione. Ed è una cosa abbastanza interessante. Se pensate che noi siamo dei volontari, come dicevo prima, dilettanti dal punto di vista dell'operatività, ma non dilettanti dal punto di vista della professionalità, che ci è riconosciuta a tutti i livelli, anche a livello europeo. Anche perché se non fossi un professionista non riusciresti mai a fare quello che state facendo, perché a livello di organizzazione, se non sei un professionista, puoi anche ritenerti un dilettante, ma se non sei un professionista non riesci a fare quello che è stato fatto nella nostra bellissima regione in questi anni, grazie anche a te, ai tuoi colleghi e tutte le organizzazioni che ci sono. No, ma c'è da dire che noi... Per cui mi sa che forse Stefano può partire con la tua domanda. Vedo meglio effettivamente. Stefano, ci sei? Eccoti, sì, certo. Adesso forse ho risolto i problemi di... Sì, forse ho risolto i miei problemi. Sì, i miei problemi di linea telefonica. Io cosa qua che mi cade? Vabbè. Ecco, sì, Giorgio, però ci sono delle gare in Friuli che nonostante tutto vogliono esserci, giusto? Abbiamo il Piancavallo. Sì, oggi è arrivata la smentita che il Piancavallo non viene fatto. Non so se hai letto la conferenza della commissione, per cui in Friuli non abbiamo nessuna gara, perché il Bahia nel Pordenonese non si fa, Piancavallo non si fa,
Verzegni non si fa, Valli di Carnia non si fa, Alpi Orientali Storic non si fa, Rally del Friuli Venezia Giulia non si fa. Ho un punto di domanda sulla Cividale Castelmonte che non so, l'ultima volta che ho parlato con Mauro Zamparutti era molto dubbioso, adesso non so se è ancora della stessa opinione, eccetera, però fare una gara in salita senza il pubblico che è una fonte di quattrini, non dimentichiamoci, perché nelle nostre gare in salita sia a Cividale che a Verzegni il pubblico è pagante, per cui è un grosso sponsor. Per cui ragazzi, i quattrini sono una cosa seria purtroppo, e soprattutto siccome non abbiamo nessuno che ci dica vi do una mano eccetera, sono i quattrini della tasca degli organizzatori, per cui guarda, Giorgio, mi dai una notizia, Giorgio, perché avevo sentito i ragazzi della Knife Racing che organizzano il Piancavallo. Esatto, sì. E insomma, quando li ho sentiti era ancora un sì, insomma, in quel momento mi ha detto guarda, stiamo lavorando, quindi sì, ma lo so che avevano questa, poi loro hanno avuto un grosso problema, nel senso che hanno il Giro d'Italia che non so se si farà o se non si farà. No, già confermato le date, il Giro d'Italia. Confermato anche quello, sì. Tutti confermano, però ci sono tantissimi rally che hanno già confermato la loro fattura, poi bisogna vedere se li fanno o se non li fanno. Ecco, guarda, abbiamo il comunicato della conferma del rinvio del Piancavallo. Ecco, lo stavo cercando anch'io sul mio cellulare. Adesso Francesco Tonizza, il nostro regista, è andato a cercarlo ed ecco il comunicato che con l'amaro in bocca il comitato organizzatore per voce del suo presidente Corrado Della Mattia e del presidente della Knife Racing Maniago Stefano Rovisa, ha dovuto prendere la soffertissima decisione di rinunciare al Rally Internazionale Piancavallo 2020, eccetera eccetera eccetera, no? Poi dovete pensare che il rally di Stefano è un comunicato di 2 ore fa, per cui probabilmente è uscito proprio. No, ma guarda, io credo che Stefano, se non ricordo male, ha sentito ieri sera i ragazzi della Knife, quindi è veramente fresca di oggi. Infatti mi avevano detto loro, mi ha detto, guarda, stiamo vedendo, ci saranno delle novità, però per adesso è tutto confermato, quindi c'è una seconda ragione per cui non viene svolto il rally del Piancavallo. Adesso metto in sovraimpressione, vedete che ci sono anche le concomitanze che parla con il rally delle 2 valli di Verona. Era quello che stavo dicendo. Il fatto è che il rally di 2 valli l'hanno spostato di una settimana perché era in concomitanza con la gara in salita di Pedavena. Poi poi c'è anche il mondiale della Sardegna che sarà fatto in ottobre, poi c'è il Giro d'Italia che verrà fatto, eccetera, e tutto addensato in questo mese e sulle strade del Pordenonese, per cui non è che sia così facile infilarci in questo calendario, insomma. Anche perché il Rally 2 Valli gli hanno dato sia il campionato italiano sia il campionato italiano VRC, poi ci sono le storiche, va bene che là non sono mai state numerose eccetera, però è impossibile fare a 200 km di distanza un'altra manifestazione che ti porta via piloti, ti porta via commissari di percorso, ti porta via un po' tutto quanto, insomma. Ma anche gli sponsor, Giorgio. Esattamente. Per cui farlo in ottobre sarebbe veramente una pazzia. Diciamo che qualcosina, insomma, ce lo potevamo forse aspettare che ci fossero questi problemi, perché ovviamente la ripartenza è per tutti. Chi vuole cercare comunque di fare la gara perché ci tiene a farla, tutti ci tengono a farla, però c'è chi dice ragazzi io ce la metto tutta e voglio farla, e si può trovarsi in questi problemi, perché adesso siamo tutti da settembre a novembre alla fine a fare gare, non c'è nient'altro. Vorrei sapere a questo proposito
che cosa ne pensa anche Giorgio da organizzatore, perché io da tra virgolette uomo di comunicazione, ma dai, mi do un'importanza che cosa, non sei tu l'uomo di comunicazione? No, però a ottobre l'eventuale network che deve mettere in onda gare automobilistiche, Giri d'Italia, tutte le manifestazioni, tutto viene rinviato a ottobre, ma lo spazio delle 24 ore di palinsesto rimane sempre quello. È chiaro, certo, che tutti vogliono fare le cose a ottobre, tutti vogliono avere ritorno di immagine a ottobre, ma io non sono convinto che tutti avranno il ritorno di immagine che sperano, e da questo punto di vista voglio sapere cosa ne pensa Giorgio. Sono perfettamente d'accordo con te, e poi io non sono così convinto che in ottobre saremo senza il famoso virus, io non sono mica convinto. Per me siamo in una situazione abbastanza difficile in cui pronosticare il futuro è un qualche cosa veramente da indovini. Non è che sia così facile. Potrebbe esserci qualche ricaduta, come stiamo vedendo adesso in Cina, che c'è un riciclo della bestiaccia lì, e non vorrei che capitasse anche dalle nostre parti. Noi siamo stati abbastanza fortunati in Friuli Venezia Giulia, perché tutto sommato è stato abbastanza contenuta l'infezione, però non so assolutamente quello che potrà essere quest'autunno. Io spero che tutto passi, che arrivi un vaccino di quelli notevoli, però è un futuro che è molto difficile da pronosticare, secondo me. Oh, dai Giorgio, cerchiamo di essere positivi, anche se non suona bene dire cerchiamo di essere positivi, però io sono altamente positivo, però la realtà è qualcosa di molto difficile. Giorgio ha assolutamente ragione, però insomma non si può neanche dare degli sprovveduti a chi cerca comunque di fare. No, anzi io li ammiro. Vuol dire che hanno da parte un bel po' di quattrini che possono spendere, e mi fa piacere, perché tutto il discorso che facevamo prima, tutto quello che muove l'automobilismo, in modo particolare i rally, pensiamo ai noleggiatori, pensiamo ai preparatori, pensiamo un po' a tutto quanto, è un discorso notevole, è un discorso economico molto ma molto importante. Se poi andiamo ad analizzare che i ragazzi, ad esempio i commissari di percorso che vengono dalle altre parti d'Italia, e dobbiamo alloggiarli uno per stanza, eccetera, con gli alberghi chiusi o quasi, ditemi voi come potrebbero salire e quanto potrebbero salire i costi. Poi bisognerebbe vedere se i due piloti in macchina sono congiunti tra di loro, perché altrimenti devono tenere la distanza. Sì. Adesso metteranno la mascherina, anche lì è tutto un discorso sì, abbastanza strano. Che poi possono stare tranquillamente in macchina insieme, ma no, ma hanno il sottocasco, per cui è come se ci fosse la maschera, no? La mascherina. Sì, comunque a me vi dico subito, aver cancellato le nostre 3 gare, parlo anche per la Eleonora Rizzi, che è la presidente della IFORRAN, che è l'organizzatore della Vergegnis alla Chiadutan, è stato veramente un colpo al cuore, perché noi a queste manifestazioni vogliamo molto ma molto bene, altrimenti non faremo tutti quei sacrifici che facciamo, non li staremo così vicino. Abbiamo trovato la possibilità di avere del tempo libero per mettere a posto tutte le nostre attrezzature, per mettere a posto cartelli, supporti, striscioni, tavolini e sedie e tendaline, tutte cose che ci serviranno, speriamo, il prossimo anno, se le cose andranno bene. Certo. No, dovrà andare tutto bene, insomma. Ma io spero proprio di sì, perché sarebbe veramente un peccato. Ci siamo fermati con la Vergegnis a 50 anni, l'Alpi Orientali a 55, quest'anno era pronta la 56esima edizione, era tutto pronto, percorso eccetera.
Poi la nostra federazione ci dice, dovete fare un percorso di 3 prove da ripetere 2 o 3 volte per 80 chilometri, insomma è abbastanza triste che noi andiamo lì a fare un Alpi di 80 chilometri, che è sempre stata una gara ritenuta molto dura, molto difficile, molto impegnativa, per cui andiamo anche a rimettere la faccia, insomma. Anche se probabilmente quest'anno veniva accettato anche che non fosse sicuramente basta sì, vedere la Formula 1 noi, con 10 gare, sì. Però può essere che oggi, tra l'altro volevo farti una domanda, però tendenzialmente mi hai già risposto un attimo fa, perché in questi mesi abbiamo avuto tanti ospiti sia all'interno di BH Motorsport, ma anche negli altri programmi di FVG Sport Channel, che può essere il calcio, il basket, la pallavolo. Abbiamo avuto tante federazioni ospiti e quasi tutte fatemi passare il termine, nella sfiga di dover annullare tutto, hanno preso la palla al balzo per ristrutturare, cercare di mettere a posto tutte quelle problematiche all'interno delle associazioni, all'interno dell'organizzazione, che non hai mai avuto tempo di sistemare. Volevo chiederti se anche voi avete fatto più o meno così, ma più o meno mi hai già risposto prima dicendo che avete utilizzato questo tempo per mettere a posto parecchie cose, giusto? Abbiamo messo a posto, come ho detto, tutte quelle che sono le attrezzature. Bisognerà fare anche un salto di qualità per quanto riguarda la struttura interna, perché le persone che ci danno una mano sono sempre di meno, purtroppo, forse perché noi non siamo più tanto simpatici o siamo invecchiati un po', ma o perché la nuova generazione non è che abbiano tanta voglia di faticare, di andare a piantare paletti sulle prove e cose varie. Forse la seconda. Per cui, esattamente. Noi, quando io ero giovane, io vi ricordo che ho fatto la prima licenza nel 1976, la licenza di conduttore, non vedevo l'ora, si guardava con occhi sognanti le automobili da corsa di quella volta, che poi erano le automobili che si usavano anche per andare a lavorare, non so, i 112, i Cooper, le Fulvia e tutte queste belle automobili che si riusciva a guardare con tanto interesse, con la voglia di entrare in questo mondo che per noi era veramente una cosa inarrivabile. Io mi ricordo che tanti anni fa, quando ero ancora ragazzino, appena ero militare mi pare, e ho avuto la fortuna di avere una bellissima automobile che era una Fulvia HF vera, non un coupé, e sono entrato, che c'era il Cavalier Stella nella sede della scuderia Friuli, a chiedere un adesivo della scuderia. E il Cavalier Stella, tanto per dirvi qual era il livello, una volta bisognava entrare, su che macchina gasto da mettere quell'adesivo? Allora te lo vendo, 200 euro. Ed era veramente un approcciarsi ad un mondo che adesso, come adesso, a raccontare le cose veramente ti ridono dietro. Io ho la fortuna di avere qualche ragazzo e qualche ragazza, come dicevo prima, che si sono appassionate, sono diventate brave, me le portano via altri organizzatori, tipo non so, il Rally di Roma, il Rally a Brescia al Mille Miglia. Abbiamo una delle nostre ragazze che è diventata segretaria del campionato europeo della Lamborghini. Abbiamo dei ragazzi che hanno fatto i DAP, come si suole dire, delegato allestimento percorso, e sono ricercati in tutta Italia. Abbiamo fatto una piccola scuola e questo per me è una delle cose più belle, perché io non vorrei lasciare tutto, andare dall'altro mondo e non lasciare una traccia. Aspettiamo, no Giorgio? Cosa dici? Insomma, non è tanto giovane più. Comunque, dai, tempo. Però l'importante è che si lasciare qualche cosa. Avremmo potuto fare molto di più sicuramente nella nostra regione, con il nome che abbiamo, con la storia che ha la nostra gara. Abbiamo avuto qualche piccolo inciampo di percorso,
dovuto anche lì a qualche problema tra le persone. E poi quello che ci manca sono dei supporti economici di un certo livello, purtroppo. Ma vedrai che il Però 2021, il 2021 sarà l'anno della riscossa per tutti. Stefano, io spero. Sicuramente. Stefano è sparito? No, abbiamo perso Stefano. Ecco, volevo dire che abbiamo ancora qualche minuto a disposizione se voleva fare l'ultima domanda. Se hai tu qualche domanda da fare al nostro super ospite di oggi? Chiaramente ne avrei tantissime di domande, magari chiediamo a Giorgio se una delle prossime settimane, nei prossimi mesi può tornare anche con noi a parlare io sono sempre a disposizione, perché è uno degli sport più belli che io possa conoscere, e vi dico che ho fatto tanti sport, però l'automobilismo è un qualche cosa che ti entra dentro, è un qualche cosa di molto importante per una persona. Lo metto secondo solo allo sport dell'atletica leggera, che io ho fatto da giovane, ed è stato per me un approccio veramente molto bello, perché la maggior parte delle volte si corre da soli o si fa da soli, non è uno sport di squadra, e lì veramente vedi quello che sai fare, o quello che sei, o quello che potresti diventare. Chiaro. La mia domanda, intanto è tornato Stefano, la mia domanda per Giorgio è guardando avanti, è chiaro che come in tutte le cose il post-coronavirus, ne parlavamo prima, imporrà dei cambiamenti. Da un punto di vista mediatico, il motorsport dove andrà a parare? Perché è chiaro che se non ci dovrà essere la gente sui circuiti, sui percorsi, almeno nell'immediato futuro, bisognerà investire molto di più sulle infrastrutture mediatiche. Secondo te, Giorgio, quale sarà il futuro prossimo da quel punto di vista? Purtroppo, tutto quello che hai detto è reale, purtroppo, e questo rispecchia quattrini che vanno spesi in più, perché se non avessimo la possibilità di avere il pubblico, eccetera, o averlo molto limitato, diventa un discorso obsoleto l'automobilismo. Va bene che adesso è tutto elettrico, spero che sia una moda, ma sì, appunto. Ma non sono elettrico, anche virtuale. Guarda la eSports Formula 1 che mi fa i gran premi a casa in divano. Sì. Comunque io vedo abbastanza difficile questo nuovo approccio della come tu giustamente hai detto, a livello mediatico del nostro sport. Sarà da analizzare tutto questo, però la visibilità, in effetti, se voi analizzate il nostro sport, l'automobilismo, non è che abbia avuto, almeno ti parlo non della Formula 1 o delle lunghe gare di endurance, non è che abbia avuto dei grandissimi, elevati possibilità di farsi vedere, di farsi notare, anche se abbiamo tantissimi spettatori, tantissimi appassionati da tutte le parti. Bisognerà investire moltissimo su quello che è la diffusione mediatica, e come non lo so. Io vi ricordo, tornando al discorso del pubblico, che secondo me è essenziale, noi l'altro anno e 2 anni fa siamo diventati matti per seguire quello che erano i dettami della nuova circolare Gabrielli, sapete, quello della polizia, del capo della polizia, che aveva emanato giustamente. Il decreto Gabriele per le manifestazioni sportive. Esattamente, e abbiamo dovuto inventarci dei luoghi di accoglimento del pubblico, dei controlli, aumentare i commissari di percorso, inventare tutte queste cose. Abbiamo fatto tante di quelle riunioni con i sindaci, con le forze di polizia, con la polizia locale, che devo dire che da noi sono stati veramente eccezionali. Come parlavo prima, i sindaci delle valli, sia del Torre che del Natisone, sono diventati dei veri amici, e anche assolutamente i comandanti della polizia, dei carabinieri, della polizia locale ci hanno dato veramente una grandissima mano.
senza di loro non so cosa avremmo fatto, ma ci hanno dato delle soluzioni soprattutto, nonostante le 8-9 riunioni che abbiamo fatto dopo i collaudi dei percorsi, siamo stati veramente, abbiamo avuto la sensazione di non essere degli intrusi sul territorio. E questo è molto importante perché, come ho detto prima, la popolazione che ci ha sempre accolto in modo veramente notevole. Così, vedremo cosa potremo fare. No? Giorgio, ultima domanda da parte di Stefano. Dimmi. Sì, vediamo se questa volta ce la faccio. Allora, commissari, sì, perché oggi va proprio... Vai, che abbiamo poco tempo. Commissari di percorso, tu dicevi insomma che avete dovuto aumentarli, adesso per chi riuscirà a fare le gare ci sarà ancora un aggravio ancora di competenze ai commissari di percorso. C'è stata da parte loro una levata di scudi perché dicono che tutte le richieste che gli vengono fatte, tutto quello che dovrebbero fare è anche dovrebbe essere appannaggio delle forze dell'ordine, non solo hanno troppe responsabilità. Tu che cosa hai sentito su questa? I commissari di percorso io li ammiro moltissimo, anch'io ho cominciato a fare commissario di percorso, le gare di notte, ai miei tempi si facevano le gare di notte con qualche bottiglietta di grappa in tasca ed era veramente piacevole. E vi dirò che col freddo era anche giusto. Era un qualcosa per tenersi caldo lo stomaco, dai. Certo, e soprattutto per farci tanti amici, no? Perché ricordiamo ai giovani che stanno ascoltando che non si deve fare, mi raccomando. No, ma noi non andavamo in auto, eravamo lì fermi nel freddo, stretti nella nostra giacca. Comunque, come torno a dire, i commissari di percorso bisogna veramente ammirarli, bisogna veramente dargli un grosso encomio perché sono veramente delle persone e lì vediamo veramente la passione, vera passione che hanno questi ragazzi. Purtroppo da noi ce n'è sempre di meno perché probabilmente ci sono altre tentazioni, vengono rimborsati un anno per l'altro alcune volte. Io non mi tiro indietro perché purtroppo i quattrini che abbiamo sono sempre molto contati, però adesso aumentandoli ulteriormente noi andiamo a prendere per la Verzegnis, ad esempio, vi faccio un esempio, siamo andati a prendere gente a Fasano. Sapete dov'è Fasano? È in provincia di Brindisi, non so se mi spiego. E questa gente che viene su in automobile, viene su, deve dormire, deve mangiare, deve lavorare per 2 giorni o 3, per cui i costi aumentano sempre di più. Non è mai abbastanza quello che diamo loro perché stanno facendo un grossissimo lavoro, però nei rally, ad esempio all'Alpi Orientali, lo chiamo ancora così perché per me è il nome vero della nostra gara, abbiamo 220 commissari di percorso. Non è poco. Alla Verzegnis 120, 115, 120 commissari. Sembrerà una cosa stupida, però se voi pensate che i commissari vanno dappertutto, dal percorso ovviamente, dalle prove, dai parchi assistenza, dalla direzione gara, dappertutto. Per cui c'è sempre una persona che ci dà una mano e che ci aiuta a mantenere l'ordine. Purtroppo i commissari di percorso sono talmente aberrati da tutte quelle che sono le loro caratteristiche, i loro doveri, che non dovrebbero assolutamente, e non è prescritto che lo facciano, stare a guardare il pubblico. Purtroppo lo devono fare perché se voi avete presente, purtroppo le forze di polizia o i carabinieri sono sempre in condizioni abbastanza così ristrette, diciamo così, e la direzione gara o l'addetto alla sicurezza li manda, non so, all'inizio prova dove ci sono degli ingorghi, dove ci sono la gente, dove ci sono le persone che parcheggiano così alla cavolo via, per dire una parola pulita, e magari intasano quello che è l'accesso dei piloti o delle automobili da corsa. Ci sono talmente tantissime. A me piacerebbe ogni tanto, ed è un vostro lavoro che potreste fare, visto che avete messo in piedi questa
questa simpatica situazione di divulgare il nostro automobilismo, spiegare alla gente quanto costa, cosa si fa, come si fa a fare un rally o una gara in salita, perché tutti pensano che sia una sagra di paese fatta così, due salsicce, 2 bicchieri di birra e fatto e risolto il problema. Invece ci sono talmente tanti aspetti burocratici e proprio di allestimento che sono veramente importanti. E guarda, ho dato l'assist per la prossima trasmissione con te, Giorgio, mi pare, no? Però, un'ordine di grandezza, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1 milione, cioè, qual è l'ordine di grandezza per un rally tipo l'Alpi Orientali? Beh, si va sui 250.000 euro. Sì. No, non Monadis, come direbbe qualcuno, no? Sì. Non è poco, anche perché noi i quattrini dove li prendiamo? I contributi che ci dà la regione, i comuni non andiamo a chiedere nulla perché non hanno soldi nemmeno per non hanno lacrime nemmeno per piangere, e qualche soldino arriva da quei pochi sponsor che ci danno fiducia e dalle iscrizioni, perché però ogni tanto si fa qualche omaggio di qualche iscrizione. Poi la nostra federazione ha un'abitudine molto bella e dice il vincitore della Coppa Italia o il prossimo anno non paga l'iscrizione, ma non le paga mica la nostra federazione, le paga sempre l'organizzatore, per cui è come fare i conti senza l'oste, che è abbastanza mi pare che va molto di moda questa cosa qua in Italia, non solo. Sì. È come fare Giorgio, un certo tipo No, volevo solo dire che io ti terrei qua fino a domani mattina, però abbiamo un minuto. No? Quindi purtroppo abbiamo ancora un minuto. Io chiedo a Stefano, se visto che lui in 50 minuti di trasmissione ha partecipato forse 20, c'è l'ultima battuta prima dei saluti da fare a Giorgio, ma proprio veramente velocissimo. No, mi fa piacere che comunque, anche se mi sono rimasto scollegato per un bel pezzo, comunque sono riuscito a seguire tutto quello che ha detto Giorgio, visto che insomma è sempre conciso lui. Esatto. No, lo ringrazio intanto, così inizio già a chiudere, così ci prendiamo in anticipo. Lo ringrazio gli spettatori, dico a tutti che vogliamo continuare su questa linea nelle prossime puntate. Vorremmo sentire anche gli altri organizzatori, che a questo punto hanno dovuto tutti dare appuntamento al 2021. Noi daremo intanto appuntamento a martedì prossimo, se non sbaglio. No? Comunque seguite la pagina Facebook di FVG Sport Channel per vedere quando va in programmazione, indicativamente martedì prossimo alle 19:30. Io ringrazio Stefano, che è sempre con noi, il nostro commissario del BHTV. Anzi, apro un appello, seguendo le parole di Giorgio, andate a farvi corsi per il commissario, perché c'è bisogno dei commissari di pista. Quindi magari in una trasmissione, Giorgio, se vuoi, facciamo una trasmissione interamente dedicata a cosa deve fare uno per diventare commissario di pista, che magari la gente è interessata, magari no, ma noi lo facciamo come divulgazione del verbo, non si sa mai che ne tiriamo fuori qualcuno. Io ti ringrazio Giorgio di essere stato qua con noi. Ricordo agli amici a casa che la trasmissione andrà in onda questa sera alle 21:45 in differita su BHTV canale 113 digitale terrestre. In più la potete sempre trovare on demand sulla pagina Facebook FVG Sport Channel, pagina YouTube e sul sito internet www.fvgsportchannel.com. Io vi ringrazio, continuate così, e se la vostra trasmissione può essere un veicolo per portare ulteriori volontari appassionati nel nostro sport, ben venga, perché abbiamo bisogno veramente di gente nuova, di ragazzi che non stiano solo a guardare le automobili che passano, ma che vengano a collaborare, a entrare in questo bellissimo mondo che è quello dell'automobilismo. Grazie. Concordiamo. Buona serata e buona cena a tutti.